Poche piogge eppure violente, associate ad alte temperature, stanno provocando danni ingentissimi, un macigno pesante fra i 120 e i 170 milioni di euro, quanto cioè l'agricoltura veneta sta patendo dalla prolungata siccità dell'anno in corso. Una stima della direzione agroalimentare della Regione Veneto ha segnato i contorni della sofferenza veneta, portando i dati al ministro per l'ambiente Gianluigi Galletti, presente alla seduta romana della conferenza Stato-Regioni. È l'assessore all'agricoltura Giuseppe Panna a rappresentare il Veneto. Chiede che la gestione della risorsa idrica privilegi gli usi civili e quelli irrigui rispetto alla produzione idroelettrica che risponde a logiche di massimizzazione dei profitti. Un principio che deve valere per tutti, dice, anche nel contemperare esigenze diverse tra regioni. Pan sostiene anche il superamento della logica degli interventi di emergenza, investendo invece nel medio-lungo periodo, secondo un piano strutturale di spesa. Nel dettaglio veneto si tratterebbe di un piano da 180 milioni di euro per gli usi civici. 8 mesi di mancate o intermittenti precipitazioni, secondo i conti della direzione agroalimentare del Veneto, hanno portato al dimezzamento dei raccolti delle coltivazioni estensive di mais e soia in Polesine, dove è stato svenduto a 2 euro al quintale. Nel delta del Po è acuito il problema della risalita del cuneo salino. Nel Padovano sono compromessi il 70% dei raccolti delle colture di mais, soia e barbabietole, con i bacini d'acqua ormai esauriti. Anche a Verona le colture estensive e orticole sono in ginocchio. I frutteti producono frutta di pezzatura ridotta ed è calata del 40% la produzione di foraggio nei pascoli di montagna. Nel Vicentino la crisi idrica compromette raccolti anche di colture specializzate come il tabacco, mentre a Venezia i danni quantificati nelle campagne del litorale si aggirano fra il 25 e il 30% di minor raccolto e risulta a rischio anche il trapianto del radicchio di Chioggia IGP. Infine nella Marca Trevigiana è situazione un po' più serena poiché il bacino del Piave gode di riserve sino al 90% della portata idrica. Sono comunque in difficoltà i produttori di mais, soia e barbabietole.